passeggiando nel palazzo, sono entrata qua dentro e ho scoperto che la maggior parte di questi dipinti raccontano la storia di amore e psiche. Ma con i disegni si possono raccontare tantissime storie. Per esempio, le storie della mitologia greca e romana. Sono delle storie avvincentissime che parlano degli dei che vivono sull'Olimpo. L'Olimpo è un monte alto, talmente alto da sbucare oltre le nuvole. E gli dei sono un po' come dei supereroi. Un altro evento straordinario di Mantova, capitale italiana della cultura. Durante l'anno i luoghi della città si sono popolati di eventi ad hoc e qui oggi abbiamo l'onore di raccontare il mito di Amore e Psiche all'interno della sala di Amore e Psiche di Palazzo Te. Oh, ma come bella questa Psiche, guarda, questa Psiche è veramente bellissima. Mai vista una donna così bella? Ah, ma poi come canta! Ma deve essere bella, sì. Volevo dire che... Cos'è che volevo dire? Sì! Che secondo me Psiche è bella come una dea. Devi dare una bella punizione a questa Psiche. Devi prendere una delle tue frecce magiche, tipo... questa! E farla innamorare di un mostro orribile. Ancora una volta la città si apre e si declina in maniera speciale e spettacolare. Abbiamo oggi l'onore di avere con noi Sara Zoia, un'attrice che molti mantovani e non hanno già conosciuto anche in produzioni per adulti, perché spesso lavora per il Teatro Piccolo di Milano, e la produzione è Segni d'infanzia, un racconto che abbiamo già replicato in parecchie città in Italia e anche in Europa per chiudere le festività natalizie all'insegna della bellezza. Lo vede? Ed è bellissimo. E sulla schiena ha delle piccole ali e ai suoi piedi un arco e delle frecce. Si punse con la sua freccia. Amore viene rinchiuso in una gabbia dorata a curarsi le ferite e a curarsi dalla rabbia e dalla delusione per il tradimento di Psiche. E lei vaga per tutto il mondo alla ricerca di amore.